Essendo nato e vissuto qui a Castelfranco e avendo una così bella cittadina da tenere, viva la storicità di questa bella città. Walter ha raccolto l'appello, uno di quelli che in queste settimane ha deciso che non si può stare con le mani in mano mentre il patrimonio storico non solo di una città ma di un intero territorio cade a pezzi. La macchina si è messa in moto, la campagna del comune di Castelfranco e di Antenna 3 è una realtà. Salvare, adottare le mura e raccogliere fondi per il restauro. Una Castelfranco senza mura è certamente uno scenario estremo, ma non impossibile vista la condizione generale della cinta castellana e il magro bilancio comunale che non permette un intervento complessivo valutato in diversi milioni di euro. Un restauro che potrebbe essere anche un investimento per tutta la Marca. Pochi euro, anche 2, bastano se tutti danno una mano. Le mura sono di tutti, dello Stato e anche dei cittadini, ed è giusto che tutti contribuiscano a tenere viva le bellezze di Castelfranco. Una sfida che trova pieno sostegno dal numero 1 di Palazzo Balbi. Certo, non c'è problema adottarlo, personalmente ma anche come regione, questo l'abbiamo sempre dato disponibilità. Il problema è che non abbiamo le risorse che c'erano una volta in regione, questo è il vero tema. Ma guardi, le mura si recuperano con chiamate di popolo, dopodiché io direi anche a livello nazionale a volte vedo finanziamenti che sono stati dati dalle comunità, su quali magari potremmo anche dire qualcosa, e penso che sarebbe giusto dalle realtà come Castelfranco, che sono dei pagatori di tasse da paura. La macchina è in moto e va avanti dunque, il percorso non è facile ma decisivo. E a chi mette le mani avanti parlando di difficoltà nel versare il proprio contributo, chi questo l'ha già dato risponde così. Assolutamente no, una volta venuti a conoscenza dell'iniziativa basta recarsi in comune e fare un versamento in maniera semplice, ti rilasciano una ricevuta.